nell'estate 2011 che sentii per la prima volta parlare di turismo dentale o di pazienti che in genere si curavano i denti in Croazia per risparmiare. Era piuttosto semplice, tutto girava attorno al fatto che all'estero i prezzi sono semplicemente più bassi rispetto all'Italia. Bastava andare su internet, fare una ricerca e trovare decine e decine di centri dentistici in grado di offrire le stesse cure dentali a prezzi più che competitivi. La strategia era trovare il centro più accreditato e tecnologicamente avanzato dove poter mettere in pratica le mie capacità tecniche. Quell'estate stavo preparando la tesi di laurea e avevo ormai preso la decisione di partire, lasciare tutto e tutti per dedicarmi a una nuova vita piena di sfide, delusioni e anche vittorie. Durante le mie ricerche notturne al PC mi imbattei in quella che per me era la clinica più promettente. Tanti dottori, grande, tanta tecnologia e centro corsi. Aveva un piccolo neo, il sito web era scritto con un italiano veramente pessimo. Lavorava tanto con i pazienti dell'Est Europa, ma gli italiani erano ben pochi, vista la scarsità delle informazioni che offriva attraverso internet. Quella notte stessa che feci la scoperta di questa clinica, che curava più di 400 pazienti al mese, riscrissi completamente i testi delle loro pagine. La mattina li inviai alla loro casella di posta e dopo 2 sole ore la mia mail ricevette una proposta di lavoro per gestire i loro pazienti e curarli. Per me un fulmine a ciel sereno e quello stesso giorno la prima cosa che feci fu raccontare questa opportunità al mio migliore amico, l'allora Michael. Lui mi guardò e disse: fallo, parti, lo so che prima o poi saresti partito. Risposi alla mail che ancora stavo lavorando alla tesi di laurea, quindi non ero ancora laureato, ma che avrei contribuito volentieri a un supporto a distanza di pazienti che avrebbero voluto chiarimenti medici. Dopo un mese mi ospitarono al centro produzione e quello che vidi fu per me sbalorditivo. Abituato agli studi dentistici di quartiere con due poltrone dentistiche, venni folgorato dal vedere una struttura così grande, complessa e ben organizzata. Tutto era progettato per l'esecuzione di quei casi chirurgici estremamente complessi: 10 studi dentistici, sky bar, ristoranti, area fitness, internet point, l'aspetto logistico, alberghiero dedicato, tutto pulito e nuovo, area marketing, back office per le comunicazioni dopo le cure, qualcosa che mai avevo visto prima. Per un ragazzo isolano della Sardegna come me, quella era diventata la realtà nella quale avrei voluto per sempre lavorare. Al mio rientro in Italia presi la decisione definitiva: volevo realizzare il centro in Europa più avanzato, più competitivo, che fosse interamente dedicato al percorso formativo che avevo fatto durante gli anni precedenti. Per farlo avrei però dovuto abbassare il rischio di impresa e approfondire come mai nessuno aveva fatto fino ad oggi il mercato delle cure transfrontaliere in Europa. Avevo imparato bene che tra il successo e l'insuccesso c'è l'opportunità che incontra la preparazione, quella che molti chiamano fortuna. Avrei passato 2 anni a prepararmi per non fallire. Un mese lo passai a stendere bozze su bozze riguardo la strategia che passo dopo passo avrei percorso per realizzare l'impresa, con rischio bassissimo di fallimento. Avevo persino disegnato la clinica immaginaria, così come io l'avevo immaginata, con i letti ospedalieri e le sale chirurgiche. Avrei però dovuto conoscere tutti i rischi in anticipo e come questi andavano evitati e superati. La cosa migliore per farlo era sapere tutto in anticipo. Come? Semplicemente sarei andato in giro per l'Europa a chiederlo direttamente a chi già aveva avuto successo. Avrei scritto un libro, il grande libro dell'eccellenza del turismo dentale, come farlo in maniera corretta, sicura e come è fondamentale, e cosa è fondamentale per offrire trattamenti sicuri. C'erano due piccoli problemi però: per viaggiare, uno, avrei dovuto raggiungere tutte quelle cliniche sparse in 15 nazioni e avrei dovuto spendere tanti soldi, e secondo, per lavorare all'estero avrei dovuto perfezionare l'inglese.
Oggi parlo un inglese perfetto. Logisticamente avrei dovuto vivere in una città connessa con tutta l'Europa, con compagnie aeree low cost, e decisi che la città in cui avrei dovuto vivere per un anno e che mi avrebbe ispirato sarebbe stata Roma, la città che io porto nel cuore. Qua non ebbi difficoltà a trovare studi dentistici dove lavorare. Arrivai a collaborare persino in 5-6 studi dentistici contemporaneamente. Dal lunedì al giovedì lavoravo, venerdì mattina ero in aeroporto alla volta delle città europee di maggiore interesse per le cure dentali. Il lunedì tornavo a Roma, pranzavo e vestivo nuovamente il camice da dentista. In 6 mesi imparai l'inglese semplicemente dormendo con la CNN aperta sul computer. Il mio cervello sognava in inglese. Di giorno, quando stavo a Roma, lavoravo e di notte obbligavo me stesso a uscire per pub frequentati da ragazzi stranieri di tutto il mondo. Una birra e via, parlavo anch'io l'inglese senza problemi. Dopo 6 mesi non solo avevo praticato tantissimo la lingua inglese, ma mi ero anche fatto decine di amici sparsi in tutto il mondo con cui ancora oggi mi sento e tengo i contatti. In 2 anni ho calcolato di aver volato in aereo l'equivalente del giro del mondo una volta e mezzo. Entrai dentro a più di 100 cliniche dentali, scrissi assieme a loro il libro che sarebbe stato la guida di migliaia di italiani che cercavano di curarsi all'estero. Avevo fatto involontariamente la ricerca di mercato più estesa e approfondita che fosse mai stata fatta al mondo sul turismo dentale. E aggiungo seria. Avevo collezionato quelli che erano gli 80 punti critici nel curarsi all'estero, assieme alle cliniche li avevo smontati punto per punto e ora avevo un'idea più chiara su cosa andava fatto e cosa invece non andava fatto e l'avrei potuto replicare. Nel mio PC avevo la guida della miglior pratica per creare il polo perfetto a prova di problema, senza trascurare la conoscenza odontoiatrica che avevo approfondito durante gli anni di università e di lavoro a Roma sui pazienti. Le conoscenze tecniche acquisite assieme alla conoscenza della tipologia specifica di questo turismo dentale avevano creato un esperto unico al mondo con 2000 anni di esperienza accumulata presa in prestito dalle cliniche. Ero stato dentro al futuro, tutto ciò che ho poi realizzato sono riuscito a farlo semplicemente con successo perché lo avevo già visto. Ero adesso in grado di creare la clinica di domani nel paese più economico e conveniente di tutta Europa. Furono le cliniche stesse a suggerirmi di aprire la clinica in Moldavia. Avevamo scoperto assieme che, presi in considerazione tutti i valori importanti per questo genere di attività, la Moldavia era in assoluto la nazione più promettente per realizzare un policlinico dentale con i prezzi persino della metà rispetto alla Croazia. In Croazia un impianto dentale costa 800 euro, in Moldavia 350 euro, non era neanche da discutere dove fare il policlinico. Questo avrebbe significato precedere i tempi e puntare tutto sul paese futuro del turismo dentale. Quello che mi fu insegnato era proprio questo: il turismo dentale non morirà mai, piuttosto si sposterà di nazione in nazione come è sempre stato. Negli anni '80 in Olanda, poi in Ungheria, poi in Croazia. Quando in Croazia i dentisti sarebbero costati quanto in Italia a causa dell'euro, ed è ciò che si sta verificando già da qualche anno, il policlinico sarebbe stato forte abbastanza per non avere pari in Europa. Tutto questo nell'ottica di offrire una struttura longeva in grado di essere sostenibile e restare aperta per i prossimi 20 anni successivi. Mentre le cliniche in Croazia, in Ungheria, Romania, Albania si sarebbero trovate in difficoltà tassative e dunque economiche, noi avremmo prosperato. Fuori dalla zona euro, protetti da una fiscalità bassissima, competitiva in fatto di qualità operativa dei dentisti locali. L'anno dopo, nel 2012, ero già in Moldavia. Qua feci la conoscenza del primo team con il quale poi realizzai il policlinico SOS Turismo Dentale. Il primo anno lo passammo a creare i protocolli, strutturare i primi dipartimenti e realizzare i punti fondamentali per creare un servizio di alta qualità così come mi era stato insegnato e trasmesso. Ancora non potevo immaginare quanto sarebbe cresciuta rapidamente la clinica, quante persone avremmo curato e quanti amici da tutta Europa avrei avuto. Io non lo sapevo, ma c'era
tanta fatica da passare, mese dopo mese, anno dopo anno saremmo comunque diventati il fiore all'occhiello dell'Est Europa per la riabilitativa più complessa in ambito odontoiatrico. Tutto grazie alla passione che avevo e che trovai a Chisinau, dove aprì la prima clinica in Europa interamente dedicata alle riabilitazioni estreme della bocca con 8 impianti dentali, non 4, non 6, ma 8, al prezzo di un ponte di 5 denti in Italia. Ma ti racconterò i dettagli nel prossimo video, resta in ascolto. Un saluto da Dottor Palmas.